senza esagerare, lo so, questa è la parentesi di è tutto un magna magna, quindi alla fin fine bisogna pure guadagnarci, ma bisogna portare avanti anche l'economia italiana, ci tengo a dirlo. Beh, signori, quest'oggi c'è una sorpresa natalizia, se volete anche, perché no? Abbiamo con me uno stilista molto conosciuto nell'ambiente, è stato anche soprannominato il re delle paillette, animatore folle della Milano by Night, ma non soltanto, un personaggio che ha vestito tantissimi personaggi della TV, nel suo showroom sono passate tantissime persone che volevano crearsi un look unico, personaggi, e adesso ce ne facciamo nominare qualcuno. È con noi Tony Buba, buongiorno. Buongiorno. Piacere, piacere di trovarti. Cavolo. No, e qui dimmi. No, il piacere è tutto mio sentirvi. Grazie, grazie Tony. Senti, facci qualche esempio veramente, perché ogni tanto ne vediamo in televisione di personaggi eccentrici, ma magari non abbastanza. Qualcuno però sicuramente passato anche da te. Facci qualche nome che così cominciamo a mettere a fuoco che cosa produci, che cosa ti sei inventato in tanti anni di lavoro. Ma io fortunatamente con la mia fantasia che galoppa sempre, come si suol dire, in 40 anni che sono stato a Porta Venezia ho lavorato molto sia con il Canale 5, con la Rai, anche con tutti questi personaggi, perché chiaramente le mie paillette facevano allegria, facevano immagine, festa di tutti e di più. Però oggi volevo raccontarvi un po' tutta la storia dei regali natalizi, perché siamo sotto Natale, ragazzi. Quindi pailletta anche a Natale, ma non soltanto. No, paillette tutto l'anno, perché la paillette fa festa, sempre, da Natale a Ferragosto, come si suol dire. Dai, facci qualche esempio allora, perché qui da una parte piangiamo miseria, dall'altra parte però almeno a Natale cerchiamo di distinguerci. Quando spendiamo qualcosa per fare un regalino, cerchiamo di essere almeno originali e non andiamo dai cinesi, possibilmente. Infatti, no, vabbè, io come al solito ho tante idee per la testa, come si suol dire, adesso ve ne annuncio qualcuna, come diciamo. Allora, facciamo i guanti che vanno bene sia per uomo che per donna. Può essere un guanto elegante, sportivo, ma soprattutto le mani sono belle calde. Questo è molto importante col freddo purtroppo che sta arrivando. Poi vediamo cosa mi viene in mente, delle sciarpe che sono anche queste dei grandi sciarponi invernali di lana coloratissimi che vanno bene sia a montagna, mare, città e dappertutto. Ci avvolgiamo in queste grosse sciarpe. Poi vediamo cosa mi viene in mente, le borse, ecco, le borse anche. Le borse è un accessorio molto molto pratico, utile per tutti, perché chiaramente abbiamo sempre 3.000 pacchetti in mano, allora cerchiamo queste borse belle capienti, belle grandi, mettiamo dentro tutto e si viaggia molto bene, Senti, direi, no? a proposito di borse, sai che un tempo si usava anche il borsello da uomo. Si usa ancora a regalare il borsello? Perché io da uomo, ti dico la verità, molte volte ne sento il bisogno. Poi alla fine c'hai la borsa da lavoro, sicuramente, però d'estate un borsello, mamma mia che nostalgia, lo vorrei davvero. No, ma in effetti, Sammy, ti dico che le borse sono tornate alla grande, sia dal borsello che è stato inventato negli anni 70 giù di là, a queste belle borse capienti che oggi fanno tanta moda, tanto tendenza, e per cui la borsa è diventato un oggetto cult che va molto bene a tutti, in tutte le occasioni, mentre il borsello di una volta era solo limitato ai documenti, ai soldi, eccetera, e lo spazio era molto molto limitato. Le borse di oggi direi che sono molto capienti, per fortuna. Tutto sta a riempirle però, È vero, è di cosa riempirle. Intanto ragazzi abbiamo una manciata di minuti, lo dico ai nostri ascoltatori, se avete qualche domanda 340 6709 659, abbiamo con noi lo stilista Tony Buba che molti di voi hanno conosciuto
conosciuto, se avete frequentato i locali notturni negli anni 70-80. Tony, ma ne è rimasto qualcuno di questi locali? Ci si può ancora divertire con paillette non soltanto a Milano? Perché la Milano by night ormai sembra defunta. Direi purtroppo che è finita un'epoca, adesso sperando con Natale fine anno che si accende un attimo qualche lampadina, però la famosa Milano da bere degli 80 e 90 che abbiamo vissuto non c'è più, ragazzi, purtroppo un'epoca è finita, questa è un'altra epoca, certo. Adesso stiamo invece, su internet, siamo su lo internet. so. È tutta tecnologia, Sammy. E invece poi ritornando all'idea dei regali natalizi, mi è venuto in mente anche gli occhiali. Oggi gli occhiali sono molto molto di moda perché copre un viso stanco, coprono queste occhiaie che sono lunghissime, borse a non finire. Allora gli occhiali a tutte le occasioni, a tutte le ore, direi che fa molto fashion e fa molto tendenza. Infatti vediamo in giro una valanga di occhiali neri che non si vedevano prima, al limite era solo un flash estivo, mentre adesso gli occhiali è diventato un accessorio per tutte le ore, per tutte le occasioni. Sai che hai proprio ragione, effettivamente sì, anche noi che ci alziamo presto la mattina, un bel paio di occhiali è meglio che me li metta, così copro appunto le occhiaie e la faccia poco intelligente, perché adesso sai Tony, anche la radio non è più soltanto radio, siamo anche in televisione, c'è la telecamera, 1, 2, 3 telecamere, per cui se hai la faccia poco intelligente come il sottoscritto, soprattutto la mattina presto, sono qui in onda già alle 7:30 del mattino, la figura ce la fai proprio 100%, quindi un bel paio di occhiali domani li metto. Di occhiali te li consiglio, allora, Sami, vai alla grande. Senti, vediamo che... Continuiamo con gli occhiali, ma continuiamo anche, e qui mi sono arrivati messaggi 340 6709 659, è chiaro che siete qua a chiederci per le prossime vacanze il look per Natale o per Capodanno. È ancora obbligatorio esibire il rosso? E per Capodanno qualche cosa di un po' fuori dal normale da Tony Buba, che cosa ci regali? Ma io direi che il rosso è il colore che trionfa sempre a Natale, non c'è assolutamente nessun dubbio, e andiamo sia dall'intimo per uomo e per donna, avanti, il rosso predomina, è quello che ci dà proprio la massima gioia delle feste natalizie, diciamo. Invece ritornando, scusa Sammy, ai famosi regali natalizi, mi è venuto anche in mente i cappelli. Sì. I cappelli che sono molto comodi e soprattutto pratici anche in tutte le salse, in tutte le varie dimensioni, perché un cappello copre questa testa pelata o cappellone che ci sia, però il cappello, anche questo è un bel regalo natalizio, non trovi? Cavolo, e non dirlo, che ti parla è un tuo gemello, testa pelata pure io, per cui ben venga, soprattutto con il freddo appunto che dicono stia arrivando, assolutamente d'obbligo un cappello, e non si può mettere... E allora ho avuto un'idea geniale, come si suol dire, pensando alle nostre teste pelate. Assolutamente, siamo i più belli noi pelati, il nostro fascino è indiscutibile. Mi chiedono anche, visto che hai armato di vestiti bellissimi tanti personaggi del mondo dello spettacolo e della TV, una battuta sulla TV di oggi. Che cosa ti piace, che cosa ti interessa della TV di oggi e che cosa non ti piace? Ma sai, la TV di oggi secondo me offre molte possibilità e tantissimi programmi, eccetera. Tutto dipende dalla tua volontà, dalla tua fantasia, dalla tua testa. Quello che ti piace lo puoi prendere, vedere, eccetera. Mentre una volta avevamo dei programmi abbastanza limitati, diciamo pochi, oggi come oggi ne abbiamo una decina, se non centinaia. Abbiamo una varietà, una variante che è veramente fantastica. Ce n'è per tutti i gusti, non c'è una televisione ben definita, precisa, secondo me. Secondo il telecomando tu fai tutto quello che vuoi. È vero, è vero, è vero. Troppo spesso poi ci fermiamo sui soliti canali e magari ci vorrebbe un po' più di coraggio. Schiacciate più volte questo telecomando e scoprite
altri canali che magari infatti. che non sono alla page, però hanno dei contenuti più interessanti dei soliti alla solita ora. Sì, 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 sì. Qualcuno è curioso, vuole sapere cosa stai combinando in questo periodo, se stai vestendo qualcuno in particolare, se ti piacerebbe vestire qualcuno o dare dei consigli a qualcuno che magari ne ha bisogno, perché ci sono anche gli impresentabili sicuramente, o qualcuno che vedi in TV che dici mamma mia com'è conciato quello lì, si può dire? Ma ti dirò, guarda, io personalmente lavoro molto bene con l'agenzia di Mario Torelli, che in effetti Che facciamo sempre delle... salutiamo! Ciao Torelli! E grande Torelli, facciamo delle sfilate meravigliose con quei look molto molto belli, molto variati, che va bene sia per la fanciulla che ha la taglia small o per la fanciulla che poi in carne che ha addirittura una large. Per cui sai cosa, Sammy? Io penso che una persona si debba sentire a proprio agio, non è l'immagine o il look che ti crea, che ti fa la tua presenza, la tua bellezza, assolutamente no, perché la bellezza viene da dentro di noi, per cui tu puoi mettere un abito fantastico, però non sei splendida, metti un abito splendido, ma tu se sei spenta, figlia mia, non è l'abito che ti accende. E questo purtroppo è il dramma, tra virgolette, che molto spesso noi viviamo e non ce ne rendiamo conto. Comunque tutto ciò fa parte della nostra vita, diciamo, ecco. Assolutamente E sì, ma hai detto anche una cosa bellissima, è una missione dello stilista che magari non ci abbiamo mai pensato. La difficoltà dello stilista non è tanto vestirti secondo una certa moda o in maniera affascinante, è quella, come giustamente dici tu, di farti sentire a tuo agio in quel vestito. infatti è proprio basilare, Sami, perché se tu Cavolo, ti senti a tuo agio e stai bene con te stesso, vai anche sulla Luna, è ma se vero. tu disgraziatamente non stai bene con te stesso e non ti senti a tuo agio, non vai neanche in Piazza Duomo, come si suol dire, non esci di casa, capisci? Bellissima meditazione, fate la vostra signori, quindi mettiamoci un vestito che ci faccia sentire bene, certo facendoci consigliare anche da chi se ne intende, che però avrà un lavoro complicatissimo, quello di farti sentire bene nel vestito che lui ti consiglia. Stupendo, Eh sì, eh Tony sì. Buba. E poi volevo dirti un'altra cosa, Sammy, mi sono venute in mente anche le perle da Le regalare per perle, Natale. Le perle però quelle false, mica quelle vere, perché quelle vere costano una follia, mentre vero? quelle false, perché la perla tutto sommato è un oggetto che anche nella storia è stato vissuta, portata e accettata. E oggi come oggi questi gran fili di perle io le trovo molto belle. Anche gli uomini ho visto nelle sfilate i ragazzi che mettono queste collane meravigliose e diventa anche questo un oggetto simpatico. Purtroppo la cravatta l'abbiamo chiusa nell'armadio un po' tutti, diciamo, mentre le perle sono quelle che trionfano e piacciono, sai? Piacciono molto. Assolutamente. Nel frattempo, finché non ritiriamo fuori la cravatta, ma qualcuno di noi non l'ha mai messa via, anzi, ogni giorno la ostenta. Domani mi metto le perle facendo la rassegna stampa. L'unico giornalista con perle che poi Eh, facendo televisione, Tony, in qualche modo devi pure attirare l'attenzione. Guarda le mie E perle. certo, e infatti le perle attirano in un modo incredibile, perché sono belle, Vero? danno subito allegria, fa fashion, fa tutto quello che vuoi. Una Bellissimo. collana allunga la vita. Stupendo, stupendo, mi sento già meglio. Domani la sveglia alle 5 sarà meno pesante. Grazie Tony Buba di aver scherzato con noi e ci hai dato consigli stupendi. Buon Quando lavoro. volete chiamatemi pure, sono a vostra disposizione. Ciao Grazie. ragazzi, auguri a tutti. Ciao, Ciao, auguri. grazie. Lo Ciao stilista ciao. Tony Buba. Mamma mia, che consigli che ci ha dato. Vado a cercare la collana di perle. Nel frattempo, buona giornata. Ci sentiamo domani, ore 7:30. Avete ascoltato È tutto magna magna,